Ma chi sta a chiamare? Ma che ce lo sa? A Ronny Maranga, no? Ronny Maranga, ma quello non risponde mai. Non risponde proprio mai. Ma mai proprio, mai. Chi abbiamo oggi? Napolitano. E chi è? Luca Napolitano, un parente del presidente. Presidente. Via, presto! Brucia i libri contabili, tutti! Sì, poi lascici tutto nel cesto. Soprattutto chiama l'avvocato! Signor Maranga, buongiorno. Salve. Piacere, Anna Marmare. Beh, adesso non è il caso, magari un altro giorno ci vediamo con calma, andiamo al mare. No, mi chiamo Anna Marmare. Ah, Anna, sì, lei si chiama Anna, Marmare di cognome. Ma Sì. cosa faccio? Tutto sporco? Qua, questo bianco, no, questa è farina, no, perché io faccio il pane in casa su questa pista, quindi è un hobby praticamente. Le presento Luca Napolitano. Salve. Sono onoratissimo, veramente un grande onore per me lavorare con lei, sul serio. Poi io le volevo dire che sono una persona onesta, io pago le tasse sui rifiuti, il canone, e poi amo le alte cariche istituzionali, proprio le amo, le adoro proprio, veramente. Poi le dico, sono una persona veramente integerrima, diglielo, è vero? Integerrima. Infatti, sono proprio, sì, questo lo dica al presidente, eh? Che c'entra il presidente? No, dico, lei non è parente di Napolitano? No, manco da lontano. Ah no? Mannaggia, perché invece uno veniva da una vocetta di... Bene, a questo punto direi andiamo a fare il pezzo, va bene? Noi ascoltiamo dalla regia. Certo. Prego. Ok, vado. Credimi, piccola, stavolta non scomparirò. Se a volte sono via, è solo la mia fantasia che naviga libera, fidati di me. Non mi chiedere perché, chiudi gli occhi e conta fino a 3. Sarò perfetto come piace a te. Pronto? Ciao Alfietto bello. Ciao, tutto a posto, eh? Senti, Luca Napolitano ce l'ho, è fantastico. Senti, sto organizzando la sagra della bruschetta su Plutone. Mi servirebbe una cover band di Clash. Chi c'è? Una cover band dei Clash. Senti, però non è possibile. No, ma tu mi stressi. Io non ce la faccio più con te. Io sto male, capito? Sto male. Io ho il colesterolo a palla, i trigliceridi impazziti. Lo sai che mi ha detto il dottore, eh? Lo sai? So 20.000 euro per te. Che sto sano come il pesce. Ti richiamo subito. Solo di sabato ti tradirò. Grandissimi, grande stima. Complimenti, veramente eccezionale, grande stima totale, prestigio proprio, bravi tutti quanti. Allora, guarda, la cosa è questa, fantastico, il pezzo lo lanciamo in America, ho deciso perché proprio gli acchiappa, spacca. L'unica cosa è che bisogna rivedere un po' l'arrangiamento musicale, innanzitutto, ma quello lo vediamo dopo, con calma, è normale, mettiamo delle cosette, sempre lasciando il pezzo invariato. E poi devi cantare in inglese, per forza, perché sai, in America è ovvio. Quindi mi sono permesso di fare una traduzione del tuo testo mentre stavo di là, ecco qui. Quindi lo facciamo, chitarra, vai. Not the king from the boogeyman. You had to let the rocket drop. The old down the desert wind has been shaking to the top.